fa? Sì! Sai che facciamo? Chiamo il dottore, andiamo Siamo in luna. dottore, sì, vediamo che cosa ci dà. Pronto? Dottore, Oh, signora Mimma, mi dica. dottore, che mio frate che stiamo male? Ah sì, Ma lo sento, ma mi dica che sintomi ha? mi culo naso, dottore, mi do la testa, e la tosse. E non ci spera la davvero. Ma lo sento, si è preso un bel raffreddore. Ma ascolti, guardi, adesso io le prescrivo delle pastiglie, dello sciroppo e mi raccomando, non più di 10 sigarette al giorno. Ah sì, dottore, facciamo come dice lei. Stai male. Mi sento meglio. Ah come? Come? Allora pigliamo avanti i pareti. Ora ci chiamo di nuovo dottore. Pronto? Dottore, ma com'è allora che pigliamo avanti i pareti? Che fare? Ma lo sento, cara signora Mimma. Ma scusi, ma lei ha fatto tutto quello che le ho raccomandato? Le pastiglie le ha prese? Cacetto! Lo sciroppo? Cacetto, pigliai tutto cose. E le 10 sigarette al giorno? Certo, 10 ne fumammo, come disse lei. Ma scusi, ma lei prima quanto fumava? Io, dottore, non avevo fumato mai. E maculausi. Mai fumato in vita mia. Lei mi disse quando fumo 10, ma io non ho mai fumato. Manco io hai mai fumato. Oh no! Salve a tutti e ben ritrovati dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento con la rubrica In Salute. Oggi riprendiamo con un argomento che purtroppo ai noi tra qualche settimana, tra qualche mese, soprattutto nel periodo invernale, sarà di stretta attualità, vale a dire il raffreddore. Il raffreddore è una malattia infettiva che colpisce adulti, anziani, giovani, bambini, una malattia di origine virale. Sono principalmente i rinovirus i responsabili del raffreddore comune, anche se per la verità sono anche molteplici i ceppi che possono determinare la medesima sintomatologia. Una malattia infettiva molto contagiosa, soprattutto nei luoghi chiusi e affollati, una malattia infettiva che non determina immunità, quindi nel corso della medesima stagione è possibile contrarre il raffreddore anche più volte. Ma per fortuna il raffreddore non è una malattia particolarmente grave, può risultare un campanello d'allarme solo per quei soggetti fragili, debilitati, con un sistema immunitario particolarmente vulnerabile o compromesso. Mentre per la stragrande maggioranza della popolazione invece il raffreddore è una malattia assolutamente autolimitante che guarisce spontaneamente, colpisce le vie aeree superiori e quindi la sintomatologia riguarda prettamente queste aree. Quindi avremo congestione nasale, quindi il classico naso chiuso, rinite, quindi il naso che cola, starnuti, tosse, che poi sono i metodi con cui il nostro organismo tende a eliminare le particelle virali, e poi ancora mal di gola, malessere generale, qualche sporadico e lieve rialzo termico. Per quanto riguarda invece il trattamento, è giusto e opportuno puntualizzare una cosa importante. Il raffreddore è una patologia virale, pertanto è una malattia per la quale non esiste un rimedio o un trattamento capace di eradicare il virus, eradicare la malattia. Tutt'al più possono esistere dei trattamenti che possono aiutare a contenere i sintomi. E pertanto quindi è sempre utile ed opportuno chiedere consiglio al medico prima di intraprendere qualunque tipo di
trattamento autonomo e fai da te? Anzitutto perché assumere parecchi farmaci, anche tra loro simili tra di loro, non solo non è inutile, ma talvolta anche controproducente per gli effetti collaterali che possono dare. Inoltre alcuni farmaci possono essere anche controindicati nel caso in cui un paziente soffra di altre patologie o assume farmaci per altri motivi. Inoltre alcuni pazienti possono ritenere opportuno l'uso di qualche farmaco che in realtà non è assolutamente utile, e qui faccio riferimento soprattutto agli antibiotici. Essendo il raffreddore una patologia virale, l'antibiotico è nella stragrande maggioranza dei casi non solo inutile, ma addirittura controproducente. L'antibiotico è utile solo ed esclusivamente nel corso di infezioni batteriche. Tutt'al più può capitare nel corso del raffreddore una sovraesposizione batterica, una subinfezione batterica secondaria all'infezione virale. Allora in quel caso il medico, se constatata, può anche ritenere opportuno la prescrizione di un idoneo antibiotico. Però non prendete antibiotico al primo colpo di tosse o al primo starnuto. I farmaci invece che vengono utilizzati nel trattamento sintomatico, quindi dei sintomi del raffreddore, sono per lo più antinfiammatori, antidolorifici e antipiretici. Sono dei farmaci decongestionanti, dei lavaggi nasali, pastiglie, spray per la gola e sciroppi per la tosse. Poi sarà il nostro organismo, il nostro sistema immunitario a provvedere alla neutralizzazione e all'eliminazione del virus. A tal riguardo mi sembra giusto osservare come la nostra mucosa delle vie aeree sia caratterizzata dalla presenza di cellule capaci di produrre del muco e di un epitelio ciliare, vale a dire proprio delle microscopiche ciglia. Il muco serve a intrappolare le cellule virali, cellule poi infiammatorie, cellule necrotiche a causa dell'infiammazione, e il movimento invece dell'epitelio ciliare delle ciglia favorisce l'eliminazione di queste secrezioni. Nei soggetti fumatori vi è un'abnorme ed esagerata secrezione di muco a fronte di una scarsa presenza di epitelio ciliare. Questo perché esso è distrutto dal fumo appunto di sigaretta. Quindi in questi soggetti ci sarà un maggiore ristagno delle secrezioni e una maggiore difficoltà ad eliminare le particelle virali. Bene, con questo per oggi ho concluso e nel salutarvi vi do appuntamento alla prossima edizione della rubrica In Salute.